Mi sa che stavolta ha perso un'occasione per stare zitto. E lo dico, sa perché? Perché non è vero che noi siamo più indietro del Trentino. E peraltro, se avesse letto tutte le carte, vedrebbe ad esempio che in Trentino si dice che passata una tot data il problema diventa comunale, cosa che i Venti non fanno. Il presidente della regione respinge al mittente le accuse di immobilismo lanciate dall'ex comandante triveneto del Corpo Forestale dello Stato Daniele Zovi. La questione ci riporta ancora una volta all'immagine straziante dei boschi schiantati, abbattuti al suolo come stuzzicadenti dalla furia dell'uragano che lo scorso ottobre ha devastato la montagna veneta. Durante un convegno scientifico all'Accademia Galileiana, Zovi ha detto che in Trentino Alto Adige il recupero dei tronchi è scattato subito dopo la tragedia, in Veneto no. Che senso hanno le polemiche quando fra l'altro Zovi viene da Asiago e sa benissimo che Asiago stanno facendo un grande lavoro, stanno vendendo legname, i sindaci hanno chiesto tutti di essere soggetti attuatori e si sta facendo un lavoro ciclopico. Per Zovi, Forestale Doc, serve un investimento concreto sui macchinari appositi che riescono a farsi strada nei boschi, altrimenti la situazione può solo peggiorare. La regione, la politica, ha detto Zovi, faccia qualcosa. Una mancanza di rispetto contrattacca il governatore Zaia che ricorda all'ex capo della Forestale come la macchina per il recupero del legname sia a pieno regime e che alcuni lotti sono già stati venduti. Se poi c'è qualcuno che si ritiene bravo, faccio sempre l'appello, come lo facevo con l'alluvione, che pensa di essere più bravo degli altri, non fa altro che alzare il telefono, mi chiama e lo faccio io nominare, o soggetto attuatore e anche commissario, non c'è nessun problema. Zovi lo vuol fare? Ci venga a dire che gli diamo tutti i poteri. Ma con i poteri ci sono anche i doveri. Funziona così da me.